E il motivo per cui io vengo a Roma oggi non è tanto per chiedere meno tasse, ma per chiedere che le tasse che pago siano utilizzate bene. Io non credo che sia da battersi perché ci siano meno tasse, ma perché le tante tasse che paghiamo siano ben utilizzate. Questa è la cosa che più devono capire chi ci governa. Non chiedo, per esempio, per le tasse che noi paghiamo, che vengano considerate tasse. Quando paghiamo l'IMU, io ne pago circa 6.000 euro di IMU, e non è considerata tassa, quindi le 6.000 euro mi costano 9.000 euro. Questa è una follia. L'IRAP, più dipendenti hai, più paghi tasse, che non sono detraibili una parte. I telefoni, una parte, non sono detraibili, non so se lo sapete. Per quanto poco è una vessazione, non è che siano cifre enormi, ma sono tutte cifre, come tante altre piccole spese, che non sono detraibili. Qui c'è un commercialista che sa spiegare meglio di me queste cose. Quindi io non chiedo meno, chiedo che tutto quello che facciamo venga considerato per quello che facciamo. E questa è la cosa che più mi tiene a dire. Poi tante altre piccole cose, finanziamenti delle banche eccetera. Io non chiedo più soldi dalle banche, chiederei piuttosto che gli utili che vengono lasciati in azienda vengano detassati, cioè non vengano tassati. Non avrei bisogno di andare dalle banche, tanto soldi per distribuire non ce ne sono, però quelli che abbiamo noi, che ci procuriamo con il nostro lavoro, quando restano in azienda pretenderei che fossero detassati, ma non per usarli io, perché l'azienda è fondamentale e se l'azienda ha soldi da utilizzare può dare anche occupazione.